Buonasera, bentrovati al consueto appuntamento del martedì sera delle ore 19:30 fino alle 20:25 con il sindaco risponde, il sindaco a disposizione dei cittadini padovani a rispondere a tutti i messaggi e le telefonate che riterrete opportuni, quindi tutti i martedì, ricordo, dalle 19:30 alle 20:25. Vi ricordo i numeri per interagire con noi, per le dirette telefoniche 049 80 77753, per i messaggi 345 334 1171, per le email durante la settimana il sindaco risponde @gruppotv7.com, e siamo anche in diretta sulla pagina Facebook. Ovviamente in redazione ci sarà Elisabetta Corazza, Dennis Maran e la Jessica, che controlleranno tutte le telefonate, i messaggi che arriveranno per dare regolarità a questa trasmissione. Buonasera signor sindaco, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti voi. Tutto bene? Molto bene. Ma è cominciata un po' la campagna elettorale, la sfida elettorale, si vede già, insomma, si vedono le prime mosse degli avversari, mettiamola così. Io sto lavorando francamente, per cui sono molto impegnato assieme al mio staff, ai miei assessori, per portare a casa risorse per quanto riguarda Padova. Veramente tanto lavoro da fare, per cui io non sono, sì è vero, mi sono candidato 15 giorni fa, adesso non mi ricordo più, però devo ancora entrare in campagna elettorale, nel senso sono molto occupato, per cui tanto lavoro. Quindi la campagna aspetterà, si dice così. Allora, però noi cosa facciamo? Nelle precedenti settimane siamo andati tra la gente a chiedere il pensiero sull'operato del sindaco in questi 4 anni e mezzo più o meno, da quando è diventato il primo cittadino di Padova. Abbiamo fatto la città di Padova. Questa mattina Elisabetta Corazza è andata all'Arcella. Sentiamo cosa hanno detto i cittadini dell'Arcella sull'operato del sindaco Giordani. Sono abbastanza soddisfatta. Cosa le è piaciuto? Ma l'interesse proprio per la città. Sì e no, ci sono sapere positivi e negativi. No, sono sta qua un'ora, troppa fretta. Molto, sono molto soddisfatta. Oddio, intanto mi piace la disponibilità che ha, è molto socievole, ci può parlare, è una persona che si può parlare. E poi sinceramente sì, vedo che insomma i risultati ci sono. Sì, perché è una persona che è disponibile. Ecco, quando parli o chiedi qualcosa è molto disponibile. È una persona eccezionale, sicuramente troppo permissiva, questo sì, per la sua bontà. Poi come persona, come come ha organizzato Padova, ci sta mettendo tutto e tanto. Però, ripeto, è una persona troppo permissiva. Alcune cose bisognerebbe essere un pochino più ligi, ecco, solo questo. Dopo come il resto sì, mi va bene. In parte sì, dopo tutti hanno le loro pecche, però comunque insomma in parte ha fatto qualcosa di buono e altro un po' meno, come tutti penso, perché siamo umani. Positivamente. Ha fatto anche tante cose buone, sì, come tutti. A volte non si è contenti, a volte si è più contenti. Non male, dai. Se dovesse darle un consiglio, insomma, per il futuro, su cosa lavorare, cosa le piacerebbe? Ma essere più vicino alla gente, più vicino ai problemi, quindi al sociale. Per me è un buon sindaco. Posso dire che rispetto all'altra amministrazione, per quanto riguarda il lavoro che facciamo noi sulle piazze di Padova, ho visto dei risultati positivi. Tipo? Per esempio c'è più vigilanza, più pulizia. A me sembra una persona molto preparata, in gamba, e sta attento alle persone, segue e non si è chiuso ermeticamente nel suo ufficio. Assolutamente no. Posso sapere il perché? Perché ha fatto tante cose che non vanno bene a Padova. Me ne dice una? Tante, non una, tante. È abbastanza positivo, sì. Un'esperienza abbastanza positiva, quella del sindaco Giordani, basta che migliori le altre cose che ha lasciato un po' indietro a desiderare. Per esempio? Non so, la differenziata, le spese sostenute dai cittadini per effettuare i comparti all'interno dei condomini, la sicurezza della città in alcune zone, poi per il resto diciamo abbastanza positivo. Non ha fatto niente, come al solito, promettono ma non fanno. Sono assolutamente soddisfatto, perché questo sindaco insieme a questa amministrazione e i suoi assessori
di sicuro non sono riusciti a fare tutto quello che avevano in mente, ma sono convinto che hanno fatto quello che è stato possibile. Una cosa è sicura, i fondi che arriveranno con il PNRR sono soldi che saranno fondamentali per dare una nuova immagine sia alla città che a questo quartiere, che è una città nella città. Io sono soddisfatta, mi rappresenta, in qualche modo ha fatto quello che aveva detto di fare, mi sembra che le cose vadano meglio. Eccoci Sindaco, abbiamo sentito, insomma erano una 16 persone, quindi già oggi al mercato all'Arcella, quindi una zona che è dedicata ovviamente per quanto riguarda la città di Padova. Mi sembra che il risultato sia molto positivo, ovviamente c'è chi è stato anche non contento, però nella maggioranza dei casi mi sembra che siano soddisfatti del suo operato. Sì, sono soddisfatto anch'io, ovviamente si può fare sempre meglio, sempre di più. L'unica cosa che posso dire, io sto mettendo il massimo delle mie capacità, ripeto, si può fare meglio. Ho fatto un'esperienza importante in questi 4 anni e mezzo, ho capito tante cose, per cui io reputo che l'esperienza fatta come amministratore sia fondamentale perché si capiscono molte cose. Non è facile, l'amministrazione di una città, specialmente una città come Padova che ha tanti studenti, tanta gioventù, tanta gente anziana, che è una città che è molto frizzante sotto tutti gli aspetti, tutti i sensi. Però io diciamo, sono abbastanza soddisfatto e anche orgoglioso di quello che è stato fatto nel tempo. Abbiamo dato, io ricordo che abbiamo avuto e stiamo avendo ancora un periodo terribile, si chiama Covid. Penso che nessuno avesse calcolato questa cosa. E anche in questo contesto la macchina amministrativa non si è mai fermata, nonostante ci fossero tantissimi problemi sotto l'aspetto sociale, sotto tutti gli aspetti. Perché? Perché abbiamo dei cittadini straordinari, veramente sotto tutti i modi di vedere le cose. Ricordo solo una cosa che a me rende molto orgoglioso, siamo stati capitani europei del volontariato. È la prima volta in Italia, questa è una città straordinaria in questo senso. Ricordo solo, adesso è Berlino per fare un confronto, per cui se noi siamo usciti da questa almeno parte di pandemia, e sono molto ottimista in questo senso, mai non dico che siamo alla fine, ma insomma sono ottimista, il merito va ai cittadini, anche all'amministrazione che è stata a fare, però tanto va merito ai cittadini, ai volontari, un patrimonio incredibile. Bene, allora abbiamo già molte telefonate, abbiamo molti messaggi, Denis e Elisabetta Manotto abbiamo già pronte 2 telefonate, passiamo alla prima, chiedo ovviamente celerità a tutti. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera dottore e buonasera al signor Sindaco, sono Nadia e parlo da Padova. Dove? Che zona di Padova? Che zona di Padova? Alla Madonna Pellegrina. Prego. Allora, dottor Giordani, io ho una situazione con cui ho parlato anche in comune con delle risposte negative e addirittura mi sono sentita anche offesa. Io ho 80 anni e ho delle difficoltà di disabilità. Abito in una casa di 2 famiglie, la signora che mi abita di sopra nel giardino davanti alla mia stanza da letto. Io ho un porcile, bisce, toppi, disordine, sporcizia, odore. Sono venuti vigili, carabinieri, ma la cosa è privata, non è niente, vero? Quale articolo di legge dice a me che devo subire la sporcizia degli altri? Signora Nadia, se davanti Palazzo Moroni farebbe questa cosa, Signora Nadia, le chiedo celerità, abbiamo capito lei, i vicini di casa tengono in maniera indecente e sotto l'aspetto della polizia ovviamente il vicinato. E adesso il sindaco risponde, le chiedo, credo sia questo il problema. Dottore, mi faccia parlare un momentino. Però abbiamo molte telefonate, signora Nadia, abbiamo molte telefonate. Se è breve io la faccio parlare molto volentieri. Siccome il signor sindaco mi ha detto che mi dava appuntamento
sono 2 mesi che aspetto e le segretarie sono un pochettino meglio lasciar perdere. Signore, mi vuoi vedere, signor Sindaco? Ho 80 anni, per rispetto anche dello statuto del comune e dell'articolo 14 della Costituzione. Io non ho nessun dovere di subire la sporcizia e di vivere in questa situazione. Io non so se è possibile. Gianonato, l'altro sindaco, diceva: ordine in città, telefonate pure che mi occupo io dell'ordine. Dottor Giordani, mi scusi, ma sono veramente disgustata. Perfetto, di subire signora una Nadia, cosa del genere. Signora Grazie. Nadia, io ovviamente la ringrazio di aver telefonato. Adesso il sindaco le risponderà. Abbiamo capito il suo problema, abbiamo capito che però il vicinato è privato e non è del comune. Il sindaco le risponderà, però le chiedo scusa, ma abbiamo molte telefonate, molti messaggi. Io devo accontentare tutti e il tempo di questa trasmissione è breve. Grazie della telefonata. Sindaco, se vuole rispondere. A me dispiace questa situazione. Ovviamente quando sono privati è difficile intervenire, però la signora ha ragione. Dico sempre che non conosco, se c'è questa mancanza di rispetto di una vicina, bisogna cercare di intervenire, magari in termini privati con la vicina stessa. Se sono andati i carabinieri, polizia locale, vuol dire che c'è un problema che non conosco bene. Comunque voi avete l'indirizzo, avete il numero di telefono, mi informerò e cercherò di capire e dare una mano, perché sotto l'aspetto, se una signora di questa rispettabile età, se ha un vicino, e mi fa anche male sentire queste cose, che crea problemi, insomma, cercherò in qualche maniera di intervenire. Di seguire la cosa. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo Guimonina. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, mi chiamo Sonia e abito a Ponte Vico d'Ascoli. Ecco, chiedo alla regia se può alzare l'audio in studio gentilmente, grazie. Prego, signora Sonia. Niente, io volevo parlare col signor Sindaco, è stato così gentile che avevo richiesto per tagliare gli alberi, però, signor Sindaco, sono venuti ma hanno spuntato le punte degli alberi, non hanno tagliato le rame che vengono nel nostro giardino. Noi lavoriamo un sacco per raccogliere queste foglie. Ci sono tanti rami che vengono proprio dentro il giardino e gli alberi, quando sono venuti Sì, io non mi c'ero. scusi, signora, mi scusi, io intervengo al posto, ma quando sono venuti a tagliare, lei non ha detto tagliate un po' di più a chi è venuto? Sì, e hanno detto che gli alberi muoiono se vengono tagliati, ma non ho mai sentito che gli alberi muoiono se sono potati. Io non sono esperto di botanica, so che ho preso nota sono alberi che proprio invadono il nostro giardino. Non è che chiedo, sono 20 anni che non vengono potati, una volta che vengono hanno tagliato le punte, almeno le rame che vengono dentro il giardino. Mi hanno detto che muoiono, ma non ci credo proprio, perché sulle strade i pioppi le tagliano proprio drasticamente. Io ho raccolto la sua osservazione, ho fatto sì in maniera tale che venissero a potare. La quantità della potatura ovviamente non sono in grado di decidere, perché c'è anche la pianta che deve vivere. Ma sono tutte piante nate da sole, non sono alberi piantati quelli, è una fila di alberi che sono nati da soli. Però signora, mi posso permettere di intervenire? Sì. Io credo che però se lei ha telefonato, e lo prendo come anche in televisione, quindi me ne prendo carico io e il sindaco non risponde. Se lei chiama e ha questo problema e il sindaco si muove in tempi rapidissimi e la manda alla persona, più di così io credo che il sindaco, io non voglio essere da parte di nessuno, ma abbia fatto davvero qualcosa di cioè in tempi di soddisfazione. Se poi, scusi, termino il concetto. Un altro inquilino. No, termino il concetto. Se poi più di questo, sono intervenuta
un responsabile, più di così, ma non ha tagliato le rame che vengono nel nostro giardino? Io ho 4 bidoni pieni zeppi, domani quando passeranno. Capisco signora, però io le voglio dire che in questa trasmissione lei ha chiesto l'intervento del sindaco, il sindaco è intervenuto in tempi, in tempi rapidissimi, e questa è la prima cosa da notare. È la prima volta dopo 20 anni che vengono potati quegli alberi. Io 20 anni che abito qui, in 20 anni non avevano mai fatto niente. Se dopo 20 anni il sindaco è riuscito in una settimana a mandare le persone per poterlo fare, adesso valuterà con i tecnici che se ne intendono di potature se è esagerato oppure no, domani si informeranno. Mio dovere, mi informo meglio signora. Domani si informerà meglio. La ringrazio tantissimo. Grazie, arrivederci. È difficile signora, perché capisco la signora, però io non voglio, lei li ha mandati subito, però sono gli esperti che vanno, per cui sono gli esperti. gravi. Va bene, sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Mauro, residente alla Guizza. Dalla Guizza, prego signor Mauro. Volevo qualche aggiornamento sul progetto Reveal che è stato dato inizio un po' più di un mese fa, denominato anche Super Guizza per la viabilità. La mia via dove sono residente è una delle vie interessate a questa modifica della viabilità. Sono andato a leggermi il progetto così come esposto all'inizio di via Tassoni, dove io sono residente, e mi chiedevo se il progetto è terminato così oppure se ci dobbiamo aspettare delle opere strutturali, qualcosa al fine di arrivare all'obiettivo finale, perché finora, visto che si parla di viabilità, abbiamo un problema grosso invece di confusione, soprattutto per i parcheggi, non sappiamo più dove parcheggiare. Anche stasera sono rientrato a casa, davanti al mio condominio, 6 macchine parcheggiate di cui non riconosco nessuna di proprietà di chi abita nel mio condominio, ma io stesso alla sera rientro e sono costretto a vagare per il quartiere in cerca di un posto. Allora mi chiedevo, io ho letto il progetto, interessante, ma è finito così perché da un po' più di un mese, 2 mesi, adesso non ricordo il preciso, è stata fatta la modifica delle vie, la mia è diventata a senso unico, ma al momento non percepisco un vantaggio. Ecco, volevo sapere se è terminato così il progetto o ci sono delle opere che verranno fatte per raggiungere l'obiettivo come scritto nella locandina. Grazie signor Sindaco. Di base questo è un esperimento, stiamo verificando la funzionalità. Di base era cercare di evitare di fronte alle scuole parcheggiassero macchine, specialmente accompagnando i figli a scuola, per cui è un progetto in progress, non è definitivo. So che stanno facendo anche degli arredi urbani, arredi fioriere e via dicendo. Mi informo esattamente meglio com'è la questione, so che era una questione controversa, nel senso molti erano contenti, qualcuno non era contento, ovviamente come al solito, però se do risposta in maniera puntuale te la prendi, così mi informo anch'io dell'avanzamento del processo. Era un progetto sperimentale. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, mi chiamo Gianluca e telefono dalla zona Arcella. Prego Gianluca. Allora, posso fare 2 domande veloci o devo limitarmi ad una? No, veloci le 2 domande, grazie. Allora, signor Sindaco, buonasera anzitutto. Buonasera. Volevo chiedere che intenzione avete con la linea semaforica della Rosella. Sarà possibile in futuro avere... Mi scusi se la interrompo, se riesce a star vicino all'apparecchio telefonico perché la voce va e viene e non abbiamo sentito bene la domanda. Ora mi sentite meglio? Sì, molto meglio. Allora, volevo chiedere che intenzioni ha la Giunta di interventi sulla linea dei semafori in zona Arcella. Cioè, abbiamo attese troppo lunghe delle volte. Ci sarà la possibilità di avere una linea semaforica più intelligente? Anche quando passa il tram, per esempio, si ferma, il semaforo è rosso, quindi non si sa se attraversare la strada violando le regole per prendere il tram o perderlo. Cioè non c'è neanche una certa armonia tra i semafori e il passaggio del tram, nota. E l'altra domanda è sul verde pubblico, signor Sindaco. Io apprezzo molto l'intervento della sua giunta nel piantare nuovi alberi, però mi dispiace molto nel leggere, nell'apprendere che
alberi storici sono stati tagliati, pensiamo al famoso salice di Via Sorio trasformato in una scultura. Qui in zona Arcella qualcuno è preoccupato perché si sta parlando di sradicare alcuni alberi che hanno una certa antichità, sono grandi, rinfrescano e ci si chiede se siano davvero malati. Quindi la domanda è: che interventi pensate di fare? Uno sulla linea semaforica e l'altro sul verde in generale, ma soprattutto cosa risponde alle critiche sul caso del salice di Via Sorio e di questi alberi abbastanza antichi che le ricordo che ieri a Milano con il vento che andava a 100 all'ora ne sono caduti parecchi e bisogna stare molto attenti, però le risponderà il sindaco. Grazie della telefonata, prego. La risposta del sindaco, la ringrazio, buonasera. Grazie. Grazie alla domanda. Allora, non tagliamo nemmeno un albero se non c'è un motivo o ammalato di sicurezza. Per cui vengono verificati tutti prima. Non tagliamo assolutamente alberi. Vi garantisco che ogni albero, prima di essere tagliato, o c'è un motivo di sicurezza o c'è un motivo che è ammalato, viene certificato. Non ci tagliano alberi a caso. Stiamo facendo uno sforzo tremendo per piantarli, ricordo che stiamo piantando 10.000, siamo arrivati al 40% di alberi piantati, ma non tagliamo niente. Se per caso viene fatto una scultura di un albero, vuol dire che è stato tagliato, era talmente grosso che qualcuno ha avuto un'idea di fare una scultura della parte rimasta, del cibo, ma vi garantisco che alberi tagliati non ce ne sono da parte nostra, che sia chiaro. Poi possono essere anche altri motivi. Se non sono di nostra competenza, ad esempio vicino ai fiumi, non è che decidiamo noi, risponde il genio civile, ma con questo non sto scaricando responsabilità ad altri. A tutti quanti, genio civile, amministrazione comunale, provincia, badano prima la sicurezza, in assoluto, sicurezza. Vi ricordate qualche mese fa quando è crollato durante una bufera un albero in passeggiata Miolati, vuol dire dietro l'università, è caduto, è andato una macchina, ha sfasciato la macchina, c'erano 2 persone dentro, per fortuna non si sono fatte niente, ma la sicurezza è la prima cosa, sia per quanto riguarda noi che per quanto riguarda gli altri. Per quanto riguarda la linea semaforica, vi garantisco, non vengono tagliati un albero neanche a morire, in maniera così, non si taglia niente, assolutamente, vi garantisco. Ogni volta viene verificato e poi qualcuno risponde a quello che fa. Secondo punto, il semaforo intelligenti, è vero che c'è qualche piccolo problema, lo vedo anch'io. Con il nuovo tram, con la linea del tram sarà cambiato anche tutta quanta la parte informatica, per cui sarà adeguata alla sosta in maniera molto più corretta. Intelligente, va bene. Allora noi andiamo in pubblicità, vi ricordo i numeri per interagire, ma tanto li avete già visti, però li ricordo ancora: 04980 77753 per le telefonate, 345 33 1171 per i messaggi, ce ne sono molti. Il sindaco risponde @gruppotv7.com durante la settimana per le email e siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di iReporter. Andiamo in pubblicità e poi risponderemo a tutti i cittadini sulle problematiche di Padova tra poco.